Salve a tutti, per raccontarci il momento che sta vivendo la cooperazione di lavoro e di servizio, oggi incontriamo Patrizia Fantin, che è appena stata riconfermata alla presidenza proprio della Federlavoro, che è l'associazione, la federazione che raggruppa le cooperative di Confcooperative che si occupano di questi settori. Ecco quali sono le sue impressioni. Presidente Fantin, possiamo quantificare i numeri, il valore della complessità di questo settore rappresentato da Federlavoro e Servizi? Sì, allora in Regione contiamo 160 cooperative in vari settori, partiamo dalle pulizie civili, industriali, trasporti, logistica, costruzioni, vigilanza, copriamo numerosi settori. 2.389 addetti tra soci e addetti e 121 milioni di fatturato. Diciamo che siamo una bella fetta importante per quanto riguarda l'economia regionale. Direi anche molto diversificata e complessa, per cui le chiedo anche nei vari settori se vuole segnalare qualche criticità particolare, perché certamente ce ne sono. Beh, ce ne sono tantissime, comunque settore degli appalti, quindi dei servizi. Il nuovo codice degli appalti sicuramente non ha favorito. Abbiamo in regione cooperative piccole e medie, quindi fanno fatica a partecipare a questi appalti che richiedono requisiti molto importanti e quindi sono costrette ad andare o in subappalto oppure aggregarsi a grossi gruppi. Importante sicuramente il ricambio generazionale, perché dobbiamo dircelo, la governance nelle nostre cooperative purtroppo è anche un bene a una certa età e ci sono pochi giovani che puntano sulla cooperazione e anche e soprattutto nella rappresentanza all'interno di Confcooperative. Altre criticità sicuramente la burocrazia che ci strozza, per così dire, perché richiede molto impegno e poi sono costi notevoli per le cooperative, assolutamente, che richiede poi anche personale addetto solo per far carte. Presidente Fantin, lei ha elencato una serie di criticità, ma forse questi nostri anni, questi nostri mesi portano davanti alle cooperative anche qualche nuova opportunità? Assolutamente sì, pensiamo al porto di Trieste, un porto importantissimo a livello nazionale, un hub importante che darà sicuramente molto sbocco alle nostre cooperative associate non solo di Trieste ma a livello regionale. Parliamo anche del retroporto, parliamo della via della seta. Fra l'altro assieme poi alla Confcooperative Nazionali siamo riusciti ad avere dei colloqui proficui con l'autorità portuale, tant'è che sediamo ai tavoli di partenariato e sicuramente ci sarà un grosso sviluppo, quindi ci stiamo lavorando, è un progetto poi per il prossimo mandato, questi nuovi 4 anni. Dunque possiamo dire un futuro non roseo, ma un futuro interessante, proficuo? Interessante e proficuo sicuramente. Assolutamente sì, e poi sicuramente se le cooperative entreranno nell'ordine di idea di fare rete, di fare aggregazioni, sicuramente possiamo affrontare il mercato più serenamente di quello che abbiamo fatto finora qui a livello regionale.